In Italia siamo anche abituati al disservizio, no? Qui veramente siamo al massimo, bisogna fare delle file apocalittiche, dopodiché dopo 3 o 4 ore di fila torni sperando di trovare la volta dopo di farcela, non ce la fai mai. La quarta volta che vengo c'è lì della povera gente che non sa, chiede le informazioni in un posto davanti con informazioni dove la persona non c'è mai, anche adesso se lei entra lo vedrà, e ci sono delle file chilometriche. Devono assolutamente adeguarsi. Se il lavoro c'è e la gente è obbligata a venire qua, voglio dire, non si può. Io ho perso la terza mattina di lavoro, adesso me ne vado perché c'ho 50 persone e io non ho qua la spesa, se permette, voglio dire, la butto via, vado a casa a metterla in frigo, quindi direi che forse le cose non vanno assolutamente bene. Lei per cosa era venuto qua? Io sono venuto per un subentro di un contratto, mia madre ha preso una casa qua a Castello e abbiamo fatto chiaramente tutte le pratiche, quindi siamo arrivati qui, abbiamo preso i moduli, vabbè che li puoi scaricare su internet, però in effetti meno male che sono venuto perché c'erano delle particolarità, tipo la lettura del contatore, eccetera, eccetera. E altre cose, sono venuto, poi sono tornato, avevano bisogno dei dati esatti, vabbè, della persona, della vecchia proprietaria, nonostante io avessi dato il numero, indirizzo e quant'altro che sta fatto, solo che non riesco a comunicare, c'è l'impossibilità di comunicare, voglio dire, o io metto qua la tenda e sto qua un giorno, c'è una valanga di persone, è inadeguato il servizio. Non ha pensato magari di venire all'apertura verso le 9? Magari non so. Guardi, adesso che è la terza volta che vengo, oggi è venerdì, ok, lunedì alle 8:30 sarò qua. Ho pensato a questo dopo 3 volte che vengo in orari, tipo manca un'ora alla chiusura, ma c'è una fila da 2 ore. Sono venuto quindi la mattina del mercoledì a mezzogiorno, sarebbe stato bello avere una televisione locale che filmasse, a mezzogiorno c'era doppia fila che usciva, io avevo il numero 504 e avevamo il numero 320, a mezzogiorno hanno chiuso con dentro tutta questa gente stifata, io ho fatto un'ora poi me ne sono andato perché onestamente non ce la faccio, lavoro, cose, e quindi siamo all'assurdo. Senza pensare poi ai tempi, perché io ho avuto modo anche continuamente ho modo, perché costruiamo case a Pula e a Chia, di aver bisogno dei contratti dell'acqua e noi arriviamo a finire i cantieri e dare l'acqua ancora a noi clienti perché nessuno dopo un anno è venuto a darci contatori, cose di questo tipo, questo glielo posso assicurare. D'accordo che loro ti dicono che dopo 6 mesi vanno in penale, ti danno 50 euro, ti mandano a casa, tu però in un cantiere devi consegnare le case e dopo un anno non hai ancora il servizio per cui hai pagato. Non lo so, veramente squallido, la cosa è squallida, in tutti i sensi.